un evento oggi, una manifestazione per il diritto allo studio. E non solo. La CGIL nella propria piattaforma, in questo confronto serrato che c'è con il governo sulla finanziaria, ha tutti i punti che questi ragazzi da giorni gridano nelle piazze: lavoro, basta precarietà, ambiente. Noi non possiamo più consentire che questi ragazzi, l'unica prospettiva di lavoro che hanno è quello di essere parcheggiati a fare stage, spesso senza soldi. Noi non possiamo consentire un futuro da precari, se va bene, perché in Italia ci sono troppi studenti che finita la scuola non riescono a trovare lavoro. Noi abbiamo i famosi NIET, dove non studiano e non lavorano. Noi siamo il paese, l'Italia, il quale in Europa ha le tasse più alte per studiare, e nello stesso tempo abbiamo i meno laureati come Italia in Europa. Ecco, in tutto questo contesto si fa un grande parlare di risorse aggiuntive per la scuola, e però l'attenzione è molto scarsa. Abbiamo ancora strutture fatiscenti, strutture inidonee, strutture senza agibilità, strutture dove ancora se piove si allagano. Noi abbiamo classi pollaio, noi abbiamo personale insufficiente e sempre precario. Chiediamo quindi a gran voce la stabilizzazione dei docenti, dei collaboratori. Noi chiediamo attenzione al grido di allarme che questi ragazzi oggi in tutte le piazze d'Italia stanno lanciando. Le ragioni di questa protesta? Ok, le ragioni di questa protesta sono tutte problematiche che vanno a incidere sul diritto allo studio dei noi studenti. Le scuole non hanno le strutture scolastiche non sono adeguate per le classi, il numero di studenti che sono presenti in classe. Molte classi pollaio, classi piene di studenti e classi troppo piccole che non riescono a contenere questo numero elevato. Scuole che crollano, muffe nelle pareti e pulizia non adeguata, poiché vi è un numero troppo basso di collaboratori scolastici. E quindi problematiche tutte che vanno a incidere sul diritto agli studi. C'è stata una problematica di comunicazione fra le varie scuole e i vari rappresentanti. La notizia della manifestazione si sapeva, è girata la voce in tutta la città e in tutte le province. Molti rappresentanti non sono riusciti a chiamare tutti gli alunni, poiché anche varie scuole hanno Quindi diciamo c'è stato un problema di comunicazione, non quella di una vacanza come spesso accade in caso di manifestazioni. C'è stata la mancanza anche a livello dei trasporti. Qua non siamo soltanto per quello che riguarda gli edifici, ma anche i trasporti. Personalmente mi sono occupato comunque di chiamare anche i ragazzi di Ravanusa, di Canicattì, anche con l'aiuto della CGIL che ha passato i contatti. Ma i ragazzi non erano non si sono trovati ben disposti, ma veniva difficile raggiungere comunque la città, il capoluogo di provincia, sottolineo, con i mezzi pubblici, date gli orari comunque l'organizzazione scolastica. Quindi noi chiediamo a gran voce, siamo qui per sollevare quelli che sono i problemi di noi studenti, non solo negli edifici ma anche nei trasporti, e ciò che c'è prima e ciò che viene dopo, quello che è appunto la scuola superiore, visto che noi ci occupiamo comunque, il nostro ambito è quello delle scuole superiori.